39.318 positivi in provincia di Padova, quasi 2.000 ogni 100.000 abitanti. Un mese fa erano poco meno di un quarto, a gennaio 2021 poco più di 20.000. In 12 mesi però il coronavirus ha cambiato volto e se variante Delta e Omicron sono più o meno al 50 e 50, la situazione negli ospedali è diversa, con una sostanziale differenza anche tra pazienti vaccinati e non vaccinati. Sono Novax, infatti, l'80% dei presenti in terapia intensiva anche negli ultimi 7 giorni. Siamo di fronte ad una situazione di un aumento che a dire esponenziale è poco, però per fortuna questo aumento esponenziale non si riflette con lo stesso andamento per quanto riguarda i ricoveri. Attualmente siamo a 190 persone ricoverate e quindi con sempre il principio di essere un passo avanti al virus abbiamo messo a disposizione 200, in totale 215 posti letto appunto dedicati alla patologia da coronavirus, quindi sempre quei 20-25 posti in più che ci permettono di rispondere soprattutto nei fine settimana alla situazione che può evolversi. Un passo avanti al virus, nonostante la mancanza di più di 500 operatori, 296 quelli positivi, 223 i sospesi, con un ospedale che cerca di continuare nella sua missione di curare non solo il Covid, con i suoi 130 interventi chirurgici quotidiani. Con 2000 tamponi al giorno e 2 aree, una nei reparti chirurgici, l'altra in area cardiologica dedicata ai Covid per caso pazienti con altre patologie positivi ma asintomatici, l'ospedale continua a rispondere ai cittadini. Pienamente operativo in fiera il padiglione 8 per le vaccinazioni. Nel fine settimana riaprono le porte della pediatria per le vaccinazioni pediatriche. La ripetiamo questo fine settimana, sabato e domenica. La nostra pediatria con i nostri pediatri, con gli infermieri, appunto, sono pronti ad accogliere i bimbi che volessero appunto fare la vaccinazione presso la clinica pediatrica. Intanto, su richiesta della Regione, si fanno i conti della pandemia. Impossibile calcolare i costi umani patiti dagli operatori della sanità. I dati di bilancio a preconsuntivo parlano per il 2021 di 25 milioni di euro che nel 2022 potrebbero diventare 28 milioni. La voce più importante è il personale, quasi 16 milioni di euro, seguita da quasi 7 milioni di euro per l'acquisto di beni sanitari, da farmaci ai tamponi.